Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Partita di calcio sfocia in una tragedia. Un uomo di 70 anni è morto al termine del match di una partita del girone D tra Città di Sant'Agata e Santa Maria Cilento, finita sul risultato di 3-2 per i padroni di casa. Colto da malore mentre si trovava sugli spalti dello stadio di Sant'Agata di Militello, è deceduto nonostante l'intervento dei sanitari. La squadra di casa ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha ricostruito l'accaduto. Si è celebrato ieri pomeriggio alle 15 al Santuario della Madonna delle Lacrime il funerale di Maddalena Galeano, la diciottenne rimasta vittima di un incidente stradale nel rione della Pizzuta, nella zona nord di Siracusa. La famiglia, inoltre, ha deciso di compiere un gesto di altruismo donando alcuni organi della ragazza. È in assoluto la prima volta che all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì viene portato a termine un delicato intervento di impianto di un defibrillatore sottocutaneo. A beneficiare del dispositivo salvavita di ultima generazione è stato un giovanissimo paziente di soli 19 anni affetto da una grave patologia cardiaca. Il giudice del lavoro dei tribunali di Palermo ha condannato la Reset, azienda partecipata del comune di Palermo, a risarcire il dipendente invalido trasferito senza giusta causa e senza il proprio consenso dal centro ippomontato Campo Ostacoli, dove svolgeva l'attività di custode all'area servizi ottava circoscrizione alla Villa Costa Terrasi in Viale Lazio. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.